rispetto, riconoscimento di una superiorità morale o sociale, manifestato attraverso il proprio atteggiamento. Voglio aprire questo video con questa parola, rispetto. Sapete perché? Sapete, io ci ho pensato molto questa notte, ci ho dormito sopra questa sconfitta del Napoli, ma la sconfitta ci può stare, perché nel calcio, ragazzi, tenete sempre a mente, si vince, si perde, si gioisce, si piange, si astemma, perché ieri dovevo cacciare giù tutto il calendario, ma non l'ho fatto, per rispetto alla gente che guarda questo canale, visto che siamo quasi a 10.000 iscritti, a dire il vero siamo quasi a 9.700, grazie, perché solo nella giornata di ieri abbiamo fatto una cinquantina di iscritti, grazie, grazie veramente, quindi io per voi nutro rispetto. Perché ho voluto aprire con questa parola questo video? Perché il signor Antonio Conte ieri rispetto non ce l'ha avuto, ma non nei confronti dei tifosi che sono andati sotto il diluvio universale a vedere una partita di calcio. Non ha avuto rispetto per l'ennesima volta, e questa volta sono state 2 volte in una settimana, dei vari giocatori, dei vari Simeone, Raspadori, Foloruscio, Gilmour. Ragazzi, ho sempre, no, io ho sempre detto a mio figlio, tu porta rispetto alle persone e le persone poi ti riporteranno rispetto. Eppure c'ha 5 anni, però questa è una cosa che io gli voglio inculcare già da piccolino. Naturalmente, quando io nel video scorso ho detto, "Oh, Conte, tu sei un uomo di merda perché non hai avuto rispetto per questo atteggiamento che hai avuto." E non me le rimangio le parole, per me rimane sempre un me merda per quello che ha fatto, però gli nutrirò sempre rispetto ad una persona che comunque sa quello che sta facendo, perché ragazzi, Conte ha vinto a livello nazionale il tutto quello che c'era da vincere, quindi non gli si può dire nulla. Però non nutro rispetto per la persona, come si comporta e l'atteggiamento che ha verso questo gruppo di ragazzi. Io, credetemi, io ho giocato fino a massimo in seconda categoria proprio, quindi proprio il calcio, il vero calcio, perché per vedere il vero calcio già se andate in Serie D sono tutti fighetti, che appena gli lo tocchi un pochino iniziano a piangere. E credetemi, sapete, no? Le juniores, gli allievi, le giovanili, tutte queste cose. A me mi volevano mettere a 3 minuti dalla fine, come è successo al signor Simeone, come è successo a Simeone ieri sera. Sapete quando il mister mi ha, Nappi, entri tu, vai, mancano 3 minuti, spacca il mondo. Guardate la mia reazione. Mi sono alzato e sì, mister, continui a far giocare lui, io per 3 minuti nemmeno mi scaldo. Come? Non ti scaldi? Io gli porto rispetto, ma lei deve portare rispetto pure a quelle altre persone. E ieri Antonio Conte, per l'ennesima volta, 2 volte questa settimana, non ha portato rispetto a quelli che vestono questa maglia, a quelli che vestono questi colori, ai ragazzi che si allenano. Simeone dopo Roma ha detto io spero che mi tenga in considerazione perché ho una voglia di spaccare il mondo. La considerazione non c'è stata per l'ennesima volta. Potremmo stare qui a parlare dei cambi tardivi che sono arrivati. Perché ragazzi, se tu vuoi vincere la partita e non ti vuoi giocare lo 0-0, perché io quello pensavo, che questo sta giocando per lo 0-0, perché siamo al 60° e ancora non fa cambio, mentre di là Baroni già stava facendo i cambi. Mettere gente fresca, gente nuova dentro, no? E poi vai a vedere, se non sbaglio è stato Noslin a fare l'assist ai Saxon, non vorrei dire una stronzata, ma forse l'ha fatto proprio Noslin, entrato dalla panchina. I cambi che ti cambiano una stagione. Io poi quando sento dire scendi dal carro perché non tifi Napoli, ma voi vi dà fastidio quando uno vi critica la propria squadra? Voglio, fatemi capire. E questo è un concetto che io ribadirò sempre qui su. Io sono io non guardo gli altri youtuber che pur di raccattare qualcosina, no, dobbiamo parlare bene di Conte, perché Conte, sai,
il nostro allenatore. Io non ho io ragazzi, io criticavo Spalletti, ho criticato Spalletti l'anno dello scudetto, ho criticato Sarri quando nel momento clou della stagione non ha chiesto alla società di intervenire sul mercato a gennaio, e per quel motivo lì, poi lasciamo stare Inter-Juventus, anche per quel motivo lì, che non c'erano ricambi quella stagione, criticai Sarri come nel dire voglio, se tu vuoi vincere i cambi ci devono essere, non puoi andare avanti con 12 giocatori, massimo 13, i cambi ci devono essere. Ho criticato, come già detto, Ancelotti, Spalletti, Sarri, come tutti gli allenatori, Garcia, Calzona, Mazzarri, ho criticato tutti. E ragazzi, credetemi, quando mi sento dire no, tu non puoi criticare perché non sei un tifoso se critichi. Dove sta scritto che uno non può criticare la propria squadra del cuore? Dove sta scritto? Io ripeto, il signor Antonio Conte ieri non ha avuto rispetto per i giocatori. Ma tu mi puoi dire, ma tu da un giocatore a 3 minuti dalla fine, no? A 3 minuti dalla fine, un giocatore con quale motivazione entra in campo? A Simeone non c'è arrivata una palla lì davanti, Raspadori inesistente, proprio perché in 10 minuti, in 5 minuti non puoi cambiare la storia di una partita, ragazzi. Quando la Lazio ha segnato 5-4-1, co cazzo passa, e non passi mai perché? Perché di certo c'è quel bidone lì davanti, c'è quel Lukaku, qualcuno mi ha detto non puoi criticare Lukaku. Ragazzi, fino a poco fa abbiamo criticato Osimhen, e ma non posso criticare Lukaku, fatemi capire. Osimhen sì, Lukaku no, e perché che cambia? L'ha voluto Mister Conte, Lukaku, non l'ho voluto io. Anzi, se stavo a sentire i tifosi, Lukaku non sarebbe mai arrivato a Napoli. Ci metto io la firma per Lukaku, voi non vi preoccupate. Vabbè, stiamo aspettando. Con quale criterio tu andrai a costruire il futuro di questa squadra con Lukaku che ha 33 anni, 32 anni? Quale futuro costruisci per l'attacco del Napoli? Tanto lo sappiamo che Kvara l'anno prossimo verrà venduto, quindi io già penso sono easy, tranquillissimo. Vabbè, proprio perché già so che la prossima stagione Kvara andrà via. Oggi ho letto una cosa, addirittura ho letto Simeone verrà, molto probabilmente potrà essere ceduto a gennaio perché non ha convinto Antonio Conte. Io sapete cosa spero? Che Simeone appena lasci Napoli, qualunque essa sia la sua destinazione, ma da fa talmente tanti chili gol, che Conte sa da metti ma non fammi stare zitto, bocca mia stai zitta, che Conte si deve ricredere e dice guarda che stronzata hai già fatto. Ragazzi, Conte è uno di quelli che faceva giocare Gagliardini o posto Eriksen, ma boh, va bene. Quando trovi un allenatore nuovo, di nuova generazione, Conte va in difficoltà. Tu hai comprato Lukaku per fare cosa? Ragazzi, Lukaku non fa una sponda, una che sia una. Ieri McTominay gli ha dato quella palla. Se ci stava Osimhen, quella palla la prendeva. Lukaku sta fermo sulle ginocchia, voglio Lukaku. Maestro non è andato a fare con il ritiro, non c'è andato con il Belgio perché vuole rimanere a Napoli, perché deve spaccare il mondo. Fammi vedere. Vediamo, caro Romelu. Io comunque continuo a ribadire. Ci vuole rispetto. Caro Conte, inizia a portare prima rispetto ai tuoi giocatori. Vabbè, poi non andrà in Champions, non vincerà lo scudetto, non me ne fottono un cazzo. Però noi chiediamo una cosa, rispetto per i ragazzi che vestono questa maglia. Sempre e comunque Forza Napoli, ci vediamo alle 18. Ciao.